risorse umane su cui investire, innovazione di prodotto, politiche industriali e poi problemi di liquidità. Questi i nodi da risolvere per le imprese venete che, affacciandosi al mercato globale, non riescono a reggere la concorrenza di grandi paesi emergenti, come la Cina. Serve un approccio diverso sia da parte delle aziende che delle banche. Oggi la piccola azienda non regge per due motivi. Uno, c'è il problema del credito, la piccola azienda ha problemi di reperire liquidità, credito. Due, la piccola azienda ha un problema che non riesce ad investire in risorse umane di eccellenza. Cioè in una piccola azienda di 1, 2, 3 dipendenti è difficile assumere un giovane universitario che possa dare un contributo notevole all'azienda. Il problema che fa parte, come dire, anche di una a volte polemica che noi abbiamo espresso verso le politiche regionali sul terreno industriale, che ci hanno portato a non firmare l'accordo del patto per lo sviluppo, non era determinato da una cattiva volontà, era determinato dal fatto che non vedevamo lì politiche industriali da parte della regione, per esempio utilizzando tutto quanto il sistema dei confidi, Veneto Sviluppo e le risorse che ci sono a livello comunitario, indirizzate proprio a fare una grande selezione delle imprese, a riposizionare le imprese. Credo che il tema del coordinamento, del cooperare tra imprese e dell'aggregazione si inserisca in che cosa? Si inserisca in una lettura del nostro modello imprenditoriale, che si è sempre caratterizzato come un modello di piccole e medie imprese, in cui il piccolo era valorizzato come un elemento positivo, eccetera, che però abbiamo verificato, stiamo verificando oggi non riesce a reggere. Non riesce a reggere perché non riesce a innovare, per esempio, non ha le risorse per fare innovazione. Allora, quindi prendere e mettere insieme magari le imprese di una filiera piuttosto che di un segmento permette a queste di sviluppare magari dei processi di innovazione. Non riesce magari a fare una cosa molto importante, che è quella di reggere per esempio il ritardo dei pagamenti. Sicuramente il modello tipico di impresa del nostro sistema territoriale è un modello che va rivisto, ma non va rivisto, cioè è il mercato che ci impone di farlo. Adesso la competizione è diversa, cioè noi abbiamo la Cina ed altri popoli che sono infinitamente più grandi, parlo di paesi infinitamente più grandi del piccolissimo Veneto, che per quanto grande sia ha 5 milioni di abitanti, di là parliamo di centinaia di milioni di persone, quindi una forza di presenza sul mercato imparagonabile a quello che eravamo noi, che dal punto di vista della mera produzione di beni a scarso contenuto tecnologico sono diventati in grado di farlo. Noi eravamo molto bravi soprattutto in quello e con una capacità di innovare incrementando le innovazioni. Adesso lo sanno fare gli altri, noi ci dobbiamo collocare con dei prodotti in una dimensione diversa. Io alle banche chiedo di essere molto più coraggiose, nel senso che siamo passati da un periodo di 10 anni fa, 8 anni fa, in cui venivano offerti soldi anche a coloro che non ne avevano bisogno, a una situazione che non si offrono i soldi nemmeno a progetti seri e realizzabili e concreti e che hanno una prospettiva di realizzazione. Quindi credo che le banche che vogliono definirsi del territorio per il territorio devono in qualche modo investire in maniera molto forte.